A tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, il primo della settimana. Vedremo anche di parlare di una questione che è stata ovviamente messa in secondo piano dai fatti della scorsa settimana, ma che ha a che fare con la famiglia Renzi. Forse ne abbiamo solo accennato in rassegna stampa, è il caso di raccontare questa storia di gestione piuttosto familiare di fondi e di società che però alla fine ha riguardato anche il contribuente, il denaro pubblico. Lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Nella prima però sarà opportuno tornare, credo, su alcune questioni relative alle stragi di Parigi, ma partiamo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che proprio in tema di antiterrorismo apre con una dichiarazione del ministro dell'Interno Alfano a proposito della Procura Nazionale Antiterrorismo. Una procura del genere, da creare evidentemente ex novo, può essere utile se lavora in squadra con le procure distrettuali. Non bisogna però dimenticare che gran parte del lavoro su questo tema avviene a livello di intelligence, di informazioni preventive e non nei tribunali, ha detto il ministro Alfano a proposito di una questione della quale si era ventilata l'ipotesi, la possibilità nelle scorse settimane, nei scorsi giorni, ovvero la creazione appunto di una procura nazionale antiterrorismo. Può essere se lavora in squadra con le procure distrettuali, ma prima viene l'intelligence, dice il ministro dell'Interno, il quale poi ha ribadito l'importanza di approvare la direttiva europea sul PNR, il Passenger Name Record, la registrazione delle liste dei passeggeri sui voli dell'Unione Europea. Si rinuncia a un pezzo di privacy, ha detto il ministro dell'Interno, in cambio di un pezzo di sicurezza in più. Infine Alfano ha sottolineato l'efficacia dello scambio di informazioni tra i paesi sul terrorismo. Per questo negli ultimi giorni sono stato in Albania, in Turchia e in Spagna, ha detto il ministro dell'Interno, mentre sono in corso accertamenti sul cittadino pakistano fermato ieri a Fiumicino con passaporto falso su un volo EasyJet Roma-Londra. Non è il caso di sbilanciarsi su ipotesi che creano allarme, ha detto il ministro dell'Interno nella trasmissione La telefonata di Maurizio Belpietro su Canale 5. È ancora prematuro dire se si tratta di violazione delle regole di cittadinanza o immigrazione o ben altro. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, l'uomo era già a bordo dell'aereo EasyJet in partenza da Roma Fiumicino per Londra alle 12:35, quando a pochi minuti dal decollo sono scattati i controlli sul documento che l'uomo aveva esibito all'imbarco. Si è scoperto che il passaporto pakistano presentato dal passeggero era falso e lo straniero è stato messo in stato di fermo. Sono in corso indagini da parte della polizia che dovrà accertare la sua reale identità e soprattutto le sue intenzioni. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA di stamani, scontri fra autonomi e Casa Pound a Cremona, grave un uomo, un militante cinquantenne del centro sociale antagonista Dordoni di Cremona è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore per lesioni alla testa dopo gli scontri avvenuti fuori dallo stadio con militanti di Casa Pound. Protagonisti dei tafferugli, i tifosi della Cremonese, divisi anche all'interno dello stadio, che al termine del derby col Mantova si sono affrontati a spranghe e bastoni. Il bilancio finale: 5 feriti. Prima del derby fra Cremonese e Mantova, le autorità cittadine pensavano potessero verificarsi scontri tra tifosi delle due squadre storicamente avversari. Protagonisti dei tafferugli sono stati invece tutti tifosi della Cremonese, divisi in due settori, uno occupato dai militanti del centro sociale Dordoni, l'altro da militanti di Casa Pound, che in città ha una sede. Al termine della partita i due gruppi si sono affrontati e il bilancio finale appunto è di 5 feriti, tra loro un cinquantenne cremonese, militante del centro sociale Dordoni, il quale frequenta abitualmente il centro sociale, ha riportato lesioni alla testa ed è ricoverato appunto in prognosi riservata. Infine, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, lavori che rendono e continuano a rendere, anche se hanno una tradizione storica consolidata. In sole 2 ore un parcheggiatore abusivo ha incassato a Napoli 220 euro. Lo hanno scoperto i carabinieri in un servizio di contrasto all'illegalità nelle zone del centro di Napoli, zone di Chiaia, quartieri spagnoli e via Toledo. Nella zona della Movida i militari hanno identificato e multato ben 101 parcheggiatori. 4 di loro sono stati denunciati, uno di loro per estorsione a un cittadino al quale aveva chiesto i soldi con le minacce. E infine dall'agenzia DN Kronos la questione di Gasparri, che finisce anche su Twitter nella bufera dopo la gaffe sulle 2 volontarie. Il popolo del web, scrive
l'ADN Kronos, è in rivolta contro Maurizio Gasparri. Proprio mentre le due rapite in Siria, Vanessa e Greta, stavano rientrando nelle loro case, il capogruppo di Forza Italia al Senato, che non è capogruppo di Forza Italia al Senato, è l'ex capogruppo, insomma l'ex ministro Gasparri, ha rilanciato su Twitter illazioni circolate nelle ore precedenti su alcuni siti, mentre le due volontarie hanno affermato di non aver subito violenze. Gasparri ieri sera ha twittato: Vanessa e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo. Un'uscita che si è rivelata un boomerang per Maurizio Gasparri, che ha spiegato di aver soltanto rilanciato una notizia trovata su un sito, piovegovernoladro.it, la cui serietà è già visibile nel titolo. Mi sono limitato a chiedere se fosse vero, si è difeso Gasparri, ma quello che si scrive su internet rimane, e col passare delle ore Gasparri è finito in cima ai topic di Twitter con un hashtag Gasparri fuori da Twitter. Per tornare invece alle cose più serie, e prima di passare all'argomento relativo a qualche considerazione in più sulla strage di Parigi, c'è da segnalare anche, a proposito di organismi di stampa, un articolo comparso sul quotidiano diretto da Piero Sansonetti, Il Garantista, che trovate su internet, ilgarantista.it. L'articolo è stato postato l'altro giorno da Tiziana Maiolo, che qualcuno ricorderà è stata cronista del Manifesto, cronista giudiziaria e poi esponente politica, da Rifondazione Comunista a Forza Italia al PDL, passando per Futuro e Libertà di Fini, ma al di là della questione politica, qui riscopre il suo vecchio mestiere di cronista giudiziaria Tiziana Maiolo e ci racconta ciò che non ci hanno raccontato sostanzialmente la gran parte degli organi di informazione, cioè una vicenda che riguarda il caso di Massimo Giuseppe Bossetti, arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Spunta una testimone che scagiona Bossetti. Di che si tratta? Si tratta di una figura di cui ha parlato la testimone, quella di un muratore romeno che ha fatto alcuni lavoretti a casa Gambirasio, ha anche lui un furgone bianco. Nel 2010 questo muratore rumeno raccontava di avere una ragazza molto giovane, minorenne, che viveva in provincia di Bergamo, faceva la danzatrice, si chiamava Yara. Sembra l'identikit perfetto dell'alter Bossetti, scrive Maiolo, cioè dell'uomo che in sostanza sarebbe la pista alternativa rispetto a Massimo Giuseppe Bossetti. La storia va raccontata, è dai difensori di Bossetti che arriva la notizia di un'indagine difensiva compiuta dagli avvocati del muratore bergamasco in cella, che ha rintracciato una testimone molto attendibile, la quale ha parlato del giovane muratore rumeno. La testimone, una signora di una certa età, lo aveva conosciuto quando lui cercava una stanza dove alloggiare, non si sa per ora in quale città. Prima di aver perfezionato l'accordo, complicato dal fatto che il ragazzo romeno voleva anche spostare a casa della signora la residenza, questo giovane muratore romeno un paio di volte ha chiesto alla signora la possibilità di fare una doccia, di ripulirsi. Le aveva anche raccontato di questa ragazza che lui rispettava, tanto che mostrava un medaglione e giurava sul suo Dio che mai l'avrebbe toccata finché lei non fosse stata maggiorenne, una ragazza di nome Yara. Come mai si chiama Yara? Aveva chiesto la signora incuriosita. È straniera? No, aveva risposto il muratore romeno. È di Bergamo, anzi di un paese vicino a Bergamo. È una danzatrice, aveva aggiunto il muratore, fa ginnastica e vince premi con le sue compagne. L'uomo, il ragazzo, anzi, ha detto anche che lui e questa Yara si vedevano di nascosto dalla famiglia, anche perché tra loro c'era una certa differenza di età. Questi discorsi erano avvenuti tra settembre e novembre del 2010. Il 26 novembre, il giorno in cui la ragazzina sparì, il muratore rumeno chiama questa signora, chiede se può andare da lei a fare una doccia perché è in partenza per la Romania e prima deve andare a salutare la sua ragazza, poi parte con un'altra persona. Il giorno dopo il muratore rumeno chiama la signora per dire che è arrivato, tutto bene, ma lo fa in modo frettoloso e con un tono brusco che la signora non aveva mai sentito, dopodiché chiude la telefonata. L'interlocutrice, stupita per il tono e per la fretta, richiama il muratore rumeno ma trova una segreteria estera. Nel frattempo, nelle valli bergamasche, tutti stanno cercando Yara Gambirasio. Quando questa signora, la testimone, apprende la notizia della sparizione di Yara, fa 2 più 2 e deduce che i due ragazzi sono scappati insieme. 3 giorni dopo, però, quando si apprende dell'arresto in mezzo al mare del muratore marocchino Fikri, la signora immagina che gli inquirenti siano fuori strada e abbiano fermato un innocente. Cosa fa questa signora, la testimone?
quello che viene in mente è una persona non pratica di questure e di palazzi di giustizia. La signora ferma un carabiniere per strada e ingenuamente gli dice: avete arrestato un innocente. Il carabiniere invita questa signora ad andare a deporre, lei si scoccia e gli fornisce le proprie generalità, il numero di telefono e l'indirizzo. Se vi interessa sapete dove sono, dice la signora, che peraltro non verrà mai chiamata dagli inquirenti. Si farà viva di nuovo questa testimone, questa signora, nei mesi scorsi, quando, dal suo punto di vista, un altro innocente finirà in carcere, Massimo Giuseppe Bossetti. Stavolta la signora scrive all'avvocato e così nascono le indagini difensive. Incontri diversi nel corso delle settimane e decine di viaggi all'estero di uno dei consulenti della difesa di Bossetti, il dottor Denti, criminologo che assiste l'avvocato Galvagni nella difesa appunto di Massimo Giuseppe Bossetti. Il muratore romeno di cui ha parlato la testimone viene individuato, anche se ancora non è stato contattato. Il resto è notizia riservata. Ma tutto questo interesserà gli inquirenti o sono così affezionati alla propria ipotesi di indagine da non avere alcuna curiosità? Intanto sono arrivati i risultati ufficiali delle perizie disposte su una serie di oggetti sequestrati a Massimo Giuseppe Bossetti, dall'auto al furgone al telefonino, tutti negativi. Da nessuna parte ci sono tracce di Yara Gambirasio. Nei confronti del muratore bergamasco rimane la prova del DNA, che peraltro è parsa troppo poco perfino agli inquirenti, tanto che hanno lasciato scadere il termine di 180 giorni entro il quale avrebbero potuto far celebrare il processo con rito immediato. E Bossetti è in custodia cautelare da 7 mesi, scrive Tiziana Maiolo sul quotidiano Il Garantista, ilgarantista.it. Ancora 2 articoli vi segnalo dagli organi di stampa di stamani. Il primo articolo è di Francesca Musacchio, così come peraltro anche il secondo, su il quotidiano romano Il Tempo. A Roma la cellula di jihadisti albanesi, Albania tirata in ballo anche dalle indagini in Liguria. In ogni caso un nuovo filone di indagine per scovare e neutralizzare potenziali cellule islamiche in Italia ha a che fare con la cosiddetta filiera dei Balcani e in particolar modo con l'Albania e il Kosovo. Una filiera dei Balcani impegnata nel reclutamento e nell'invio di combattenti islamici verso la Siria e il Maghreb. La vicenda riguarda un gruppo parecchio nutrito di albanesi e di kosovari residenti in Italia con collegamenti nei paesi d'origine. Costoro si occuperebbero di instradare i combattenti tramite la rotta dei Balcani, Italia, Grecia, Turchia, Siria. Il gruppo salafita avrebbe basi a Roma, Siena, Lucca e Milano. In particolare a Roma, scrive Il Tempo, la cellula opererebbe soprattutto nel quartiere di Centocelle. Si allarga l'attività antiterrorismo, dunque, battendo tutte le piste per arrivare a isolare il fenomeno degli integralisti islamici. Le persone sotto la lente di ingrandimento sono una dozzina, scrive il quotidiano Il Tempo con Francesca Musacchio, e vengono considerate particolarmente pericolose perché abbracciano il salafismo nella sua versione jihadista più cruenta. Il loro compito sarebbe quello di reclutare aspiranti combattenti occidentali da inviare tra le fila dello Stato islamico per creare un vero e proprio esercito a difesa dei confini della neonata realtà geografico-politica. Il gruppo dunque si adopererebbe in Italia per individuare soggetti idonei a fare un percorso di indottrinamento e solo successivamente si preoccuperebbe dell'invio nei cosiddetti territori del jihad. L'organizzazione avrebbe anche il compito di gestire la parte logistica, reperire passaporti, documenti falsi o rubati e idonei al transito verso i Balcani e in Medio Oriente. Il fenomeno già da tempo è presente in Albania e in Kosovo. Un'altra guerra memorabile e utilissima è stata fatta là, vi ricorderete, senz'altro, dove sarebbero già partite indagini per risalire alla filiera di reclutamento e finanziamento. Come segnalato da Cosmonitor in un'analisi pubblicata a giugno 2014, sarebbero circa 150 i kosovari albanesi riconducibili al network jihadista dello Stato islamico nei Balcani e gravitanti nell'area di Novi Pazar, al confine tra Kosovo e Serbia. Dalle indagini sarebbe emerso che Genshiballa e Bujar Hisha, 2 autodichiarati imam all'epoca in carcere, erano i personaggi chiave dell'attività di reclutamento, in quanto godevano di contatti con i finanziatori in Albania e all'estero, e soprattutto in Kosovo e Macedonia.
Emerge anche la figura di Ebu Useid della città di Elbasan, che assieme ad altri finanziatori della stessa Elbasan e di Tirana avrebbe finanziato Balla e Isha, i due imam, creando le condizioni per l'invio in Siria di diversi islamisti albanesi. Ma tornando all'Italia, le basi del movimento individuate sarebbero 4: Milano, Lucca, Siena e Roma. Anche in questo filone investigativo torna Centocelle, il quartiere alla periferia est della capitale, in cui sarebbe stata individuata la base di appoggio del gruppo. Secondo fonti dell'antiterrorismo, la difficoltà primaria nell'individuazione dei soggetti gravitanti nell'orbita del gruppo sarebbe stata proprio quella di individuare i luoghi di ritrovo, in quanto le moschee e i centri islamici sono considerati luoghi a rischio per le riunioni operative. In alternativa alle moschee, per gli incontri vengono utilizzati locali pubblici, quasi sempre gestiti da inconsapevoli cinesi. Sembrerebbe che grazie al reclutamento e al supporto logistico fornito da questa filiera balcanico-albanese kosovara, dall'Italia sia partito qualcuno dei 59 combattenti attualmente in Siria per combattere coi miliziani dello Stato islamico. Le prossime ore saranno decisive per saperne di più, scrive il quotidiano Il Tempo. Sempre Francesca Musacchio sullo stesso quotidiano poi racconta un'altra storia, quella di un italiano indagato nascosto in Turchia. Si tratta di Umar Andrea Lazzaro, un convertito italiano all'Islam, nel mirino dei pubblici ministeri di Genova. Le tracce di quest'uomo si fermano a Istanbul, ancora una volta in Turchia, dove sarebbe dedito alla preghiera e allo studio coranico. Dai social network è scomparso, almeno in apparenza. Il suo nome finì nell'inchiesta della Procura di Genova su un presunto giro di combattenti islamici per reclutare miliziani in Siria. Al momento però non è chiaro dove si trovi. Si tratta di Umar Andrea Lazzaro, 28enne, convertito all'Islam, amico di Giuliano Del Nevo, un altro genovese convertito all'Islam, morto in Siria nel 2013. Di Lazzaro al momento esiste un profilo Twitter in cui non compare il nome, ma un nickname con riferimento alla città di Istanbul. L'ultimo tweet è del 31 dicembre scorso in inglese. Non è chiaro se sia tornato in Italia. Gli investigatori sospettavano potesse essere andato in Siria, ma all'indomani della notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, dalle pagine del Corriere Mercantile ha fatto sapere di non essere andato a combattere coi miliziani dello Stato islamico. Voglio sapere cosa sta succedendo. Non sono mai scappato, tutti sanno dove mi trovo, non ho mai ricevuto un avviso di garanzia perché col terrorismo e l'arruolamento di Giuliano Del Nevo non ho nulla a che vedere, ha dichiarato Lazzaro. La Procura di Genova lo ha iscritto nel registro degli indagati assieme a Del Nevo stesso e 3 magrebini con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. La posizione di Umar Andrea Lazzaro sarebbe diversa e più leggera rispetto a quella degli altri. In Turchia il 28enne genovese si troverebbe per motivi di studio, approfondire l'Islam che ha abbracciato assieme a Giuliano Ibrahim Del Nevo. I due hanno scelto percorsi diversi. Del Nevo è andato a combattere in Siria, dove è morto, l'altro ha continuato a professare la fede islamica. Nella città turca esiste una famosa università islamica, Al-Fatih, così come scuole coraniche di ispirazione Deobandi. Quest'ultimo è un movimento islamista di cui sul profilo Twitter del giovane appaiono riferimenti con foto e tweet. E appare inquietante se si considera l'estremismo del movimento Deobandi. La scuola Deobandi nasce in India alla fine del secolo 800 nella città da cui prende il nome il movimento. I fondamenti della dottrina sono molto vicini al jihad, alla guerra santa islamica, un movimento estremista che porta i seguaci al rispetto rigoroso dei dettami dell'Islam radicale. Tra questi l'osservanza della Sharia, la legge coranica, il ruolo delle donne è considerato marginale e per nulla equiparabile a quello dell'uomo. Dopo l'attentato di Londra nel 2005, scrive ancora Il Tempo, analisti internazionali hanno identificato il movimento Deobandi come una realtà in avanzamento, in una inedita configurazione del fondamentalismo islamico, in grado di entrare nel cuore dell'Occidente grazie ai campus universitari e alle scuole coraniche. Il 28enne dunque potrebbe essere finito proprio qui, caduto nella trappola del fondamentalismo, scrive il quotidiano Il Tempo. A proposito di questo Umar Andrea Lazzaro, già indagato con Del Nevo, il convertito italiano genovese che poi è morto in Siria. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono
8422. Bene, fatti gli aggiornamenti sulle questioni del giorno e poi teniamo d'occhio naturalmente la prima pagina dell'agenzia ANSA che apre ancora su Alfano e la questione della procura antiterrorismo. Torniamo brevemente ad alcune considerazioni, tanto di carattere in senso lato culturale, di riflessione, quanto di carattere pratico, alcune notizie insomma, sulle stragi di Parigi. C'è un articolo che vorrei proporvi oggi a diversi giorni di distanza dai fatti, perché l'articolo può essere definito per molti versi profetico ed è comparso su Il Foglio di venerdì 9 gennaio, nell'imminenza delle stragi di Parigi. Il titolo dell'editoriale, in questo caso del Foglio, era molto eloquente: l'Islam vince, il diritto di satira perde. La tesi di fondo è che a caldo tutti pro Charlie Hebdo, dopodiché sarebbe affiorato qualcosa di ben diverso, la vittoria in pratica dei Kalashnikov islamisti. E quello che sta accadendo, è già accaduto in parte settimana scorsa, passano pochi giorni e le cose si modificano nell'opinione pubblica e a volte si tenta di farle modificare anche nei cervelli dei componenti della pubblica opinione, cioè dei cittadini. Passato il momento di euforia solidale con Charlie Hebdo, scriveva Il Foglio a 2 giorni, il giorno dopo praticamente la strage di Parigi, passato il momento di euforia e di solidarietà con il settimanale Charlie Hebdo, si comincerà a elaborare la sconfitta. L'Islam violento ha vinto contro il diritto di satira. Editori che a malapena pagano gli stipendi non blinderanno certo redazioni e automobili solo per permettersi la pubblicazione di una vignetta ritenuta blasfema dal mondo islamico, e le redazioni non accetteranno una vita da pentiti di mafia, sotto scorta, isolati, con famiglie protette, in cambio della libertà assoluta di espressione. Il rischio di essere ammazzati sul proprio posto di lavoro diventa una concreta possibilità e non è più soltanto per qualche freelance sfortunato catturato sul fronte in Siria o in Iraq. Pubblicare le vignette offensive non è un obbligo, scriveva Il Foglio, anzi, e fior di giornali hanno scelto liberamente di non farlo, ma è verosimile che da domani, il pezzo è di venerdì 9 gennaio scorso, da domani, davanti alla scelta sulla possibile pubblicazione, si tenderà a glissare. In ballo non c'è la singola vignetta, che si può stampare o no, ma il principio. Troppo gravi le conseguenze di un'eventuale pubblicazione. Il conflitto dunque tra l'ideale e il reale ha questa tendenza a risolversi a favore del reale, il realismo. Magari questa resa discreta all'Islam non comincerà subito, ma prima o poi il polverone sull'aggressione islamista alla libertà di pensiero si poserà e allora l'argomento sarà progressivamente accantonato. Le fucilazioni, insomma, i Kalashnikov di Parigi avranno prodotto il loro effetto. Del resto, come diceva uno dei cattivi maestri del jihad, il predicatore yemenita con passaporto americano Anwar al-Awlaki, su certe questioni inerenti all'Islam, come le offese a Maometto, la polvere non scenderà mai. L'Islam vince, il diritto di satira perde, scriveva Il Foglio il giorno dopo le stragi di Parigi, e le cose stanno andando più o meno così. Sempre per proporvi una riflessione, diciamo così, cultural-politica in senso lato, e sempre per tornare a quei giorni, lo stesso venerdì 9 gennaio, giorno dopo le stragi di Parigi, in sostanza, usciva questo commento su un quotidiano parecchio rappresentativo delle elite, diciamo così, economico-finanziarie, ovvero Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore metteva in pagina questo pezzo firmato da Adriana Cerretelli, che è una giornalista che si è sempre occupata di Europa e di questioni europee con un punto di vista a volte critico, ma di fondo assai vicino alla costruzione dell'Unione Europea e a tutte le sue istituzioni. Dunque, diciamo così, un europeista, certo non acritica, cieca e ideologica, però comunque un europeista doc, diciamo così, che scriveva all'indomani delle stragi un pezzo di questo tenore. Io vorrei proporvelo adesso, a qualche giorno di distanza, perché è rappresentativo probabilmente del modo di intendere da parte di elite, forse non solo elite, di certe elite, ma forse non solo di certe elite, il modo di intendere la costruzione europea in relazione alla questione islamica.
E la conclusione che a me ha colpito e che vorrei proporre alla vostra riflessione, perché tutto sommato rappresenta un punto di vista di una parte non irrilevante della cosiddetta classe dirigente, chiamiamola così con qualche approssimazione e usando termini forse impropri e forse anche un po' frusti, un po' usurati, però sicuramente rappresenta il punto di vista di una certa quota, mettiamola così, della classe dirigente. Ebbene, cosa scriveva il Sole 24 Ore con Adriana Cerretelli, europeista doc, all'indomani delle stragi? Intanto che la realtà europea oggi è la società multietnica, questa è la realtà. Siamo una società multietnica in tutta Europa. Società multietnica che rischia di spianare l'identità storica dell'Unione Europea nell'indifferenza di chi invece dovrebbe difenderla questa identità storica, perché i valori europei fondanti, originari, non sono una merce da mandare al macero o alla retorica, e soprattutto perché senza identità e senza valori non c'è alcun dialogo costruttivo possibile con nessuno, meno che mai con comunità, culture e religioni militanti, islami in testa, che dell'espansione delle proprie idee fanno un punto di forza e di rivincita sull'Occidente. Di campanelli d'allarme sulla convivenza sempre più difficile tra comunità impermeabili e governi tolleranti o poco concentrati sul problema ce ne sono stati tanti, troppi, scriveva Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore il 9 gennaio, venerdì scorso. Di campanelli venerdì dell'altra settimana. Venerdì 9 gennaio. Dalla condanna a morte di Salman Rushdie, l'autore dei versi satanici, decretata nell'89 da Khomeini, all'uccisione in pieno centro di Amsterdam nel 2004 di Theo van Gogh, regista del film Submission, tra l'altro proprio lo stesso titolo del romanzo appena uscito il giorno delle stragi, di Michel Houellebecq, scrittore nemico del politicamente corretto, che evoca una Francia in rotta coi partiti tradizionali, ma decisa a non far passare Marine Le Pen, tanto da affidarsi nel 2022 a una coalizione guidata dai fratelli musulmani che porterà all'Eliseo il primo presidente islamico di Francia, il quale prontamente introdurrà la legge della Sharia, la legge coranica. Dalla pubblicazione in Danimarca nel 2005 delle vignette su Maometto, seguita dalle solite minacce di morte e da un embargo contro i prodotti danesi in tutto il mondo islamico, fino agli attentati più o meno clamorosi in giro per l'Europa, fino all'attacco l'anno scorso contro il Museo ebraico di Bruxelles e la strage poi a Parigi nella redazione di Charlie Hebdo. Dunque, scrive Adriana Cerretelli, di campanelli d'allarme sulla convivenza sempre più difficile tra comunità impermeabili come quella musulmana e governi tolleranti o poco concentrati sul problema, ce ne sono stati molti in Europa. A parte la caccia ai responsabili, ogni volta l'Europa, o meglio gli Stati membri dell'Unione Europea, hanno preferito rifugiarsi nella politica dello struzzo per non incorrere nella terribile accusa di islamofobia e nella falsa illusione che le tensioni si spegnessero da sole. I morti di Parigi, scriveva Adriana Cerretelli, propongo questo commento a distanza di giorni perché è la conclusione poi che è degna di nota. I morti di Parigi hanno messo la sordina sulla grande marcia di Pegida, proprio oggi è stata vietata in Germania, quella del movimento degli europei patriottici contro l'islamizzazione dell'Occidente. All'ultima sfilata a Dresda erano 18.000 i tedeschi pro Pegida, cioè contro l'islamizzazione dell'Occidente, suscitando poi in diverse città tedesche anche contromanifestazioni contro Pegida, il che non ha impedito al partito anti-euro AfD, Alternativa per la Germania, di avvicinarsi al movimento Pegida. Un'alleanza tra queste due formazioni potrebbe dare molto filo da torcere alla politica soft di Angela Merkel, la quale invece ha dichiarato che l'Islam fa parte della Germania. Quando i dati ufficiali, e a quanto pare non sono quelli reali, segnalano 7 milioni di musulmani in Francia, 4 in Germania, quasi 3 in Gran Bretagna, 2 milioni in Italia e percentuali comprese tra il 4,1 e il 6 abbondante per cento della popolazione in Austria, Belgio, Olanda, Svezia e Danimarca, delle due l'una: o si impara a gestire la società multietnica e multireligiosa o la si subisce. Non è data una terza alternativa. Invece, a ranghi sciolti e in uno stato di completa confusione mentale, oggi l'Europa oscilla tra il divieto del velo e il permissivismo più sfrenato che in Gran Bretagna, Belgio e Olanda
ha introdotto la Sharia, la legge coranica, nei codici civili. Sono stati accettati i tribunali islamici in Inghilterra, così come sembra anche in alcune città francesi, Marsiglia, Lione e Tolosa. Viene tollerata la polizia islamica sempre in Inghilterra, oltre che in Belgio, Danimarca e Svezia. I paesi appunto Inghilterra, Belgio, Danimarca e Svezia, dove è nata ed è tollerata dalle autorità statuali la polizia islamica. Si professa un laicismo esasperato che ritira i crocefissi dalle aule delle scuole insieme ai simboli del Natale. Si reagisce nella più totale indifferenza alla persecuzione dei cristiani nel mondo, però l'Europa si prostra impaurita in casa propria davanti alla militanza religiosa altrui. Non importa se conculca i principi fondamentali e i valori della cultura europea, la libertà di critica, di espressione, la parità di genere fra uomo e donna e la democrazia. Ebbene, l'Europa dunque, scrive Adriana Cerretelli, oscilla fra il laicismo esasperato e l'indifferenza alla persecuzione dei cristiani e dall'altra parte il rinnegamento di libertà fondamentali. Però qui arriva la conclusione, questo è l'aspetto più interessante, dopo aver fatto questa riflessione, come si mette insieme insomma la tradizione europea, i diritti, le libertà, con la società multiculturale e in particolare con l'Islam. La conclusione è questa del ragionamento: se davvero, come tutto sembra indicarlo, il nostro futuro prossimo è Eurabia e non l'Europa che conosciamo oggi, diventa più che urgente cominciare a forgiarlo questo futuro, a governarlo. Un futuro che va governato con determinazione, lucidità e lungimiranza, sapendo che comprensione e tolleranza vanno bene a patto che non diventino sudditanza e sottomissione. Altrimenti potremmo fare la fine di Bisanzio, che con le truppe musulmane ormai nelle sue strade preferiva assistere estraniata alla liquidazione dell'impero, discutendo del sesso degli angeli. Insomma, la conclusione è, da parte del quotidiano, il Sole 24 Ore, e della sua giornalista più europeista e più attenta alle questioni dell'Europa, se il futuro, e probabilmente andrà così, anzi è dato quasi per certo, se il futuro dell'Europa è Eurabia, almeno che i governi comincino a tentare di governarlo questo futuro, se no facciamo la fine di Bisanzio, con le truppe musulmane nelle strade, quelli là parlavano del sesso degli angeli. Una posizione insomma di cercare di convivere, che poi alla fine è lo scenario disegnato da Michel Houellebecq nel suo romanzo. Per quieto vivere, per interesse economico, perché si dice che tutto è ineluttabile, perché non si ha la forza per far diversamente, alla fine si va verso l'islamismo reale, presentato in maniera soft, per carità, presentato come volete, però di fatto si va in quella direzione lì. Eurabia, scrive il Sole 24 Ore, questo è il futuro dell'Europa. Tutto sembra indicare che andrà così, quindi almeno i governi cerchino di collaborare. È lo scenario Houellebecq, diciamo così. Collaborare significa appunto trovare degli accordi, fare venire a patti, cercare di governare il fenomeno in questo senso senza subirlo in maniera irresponsabile, no? E questa questione del venire a patti è la visione di fondo che tanto l'Occidente non ce la fa, non c'è niente da fare e siamo da quel punto di vista perdenti. Ce l'ha anche un altro esponente della comunità, diciamo così, economico-finanziaria, perché dal 24 Ore saltiamo al Financial Times e alla firma principale della redazione economica, anzi il capo dei commentatori economici del Financial Times, Martin Wolf. Di lui si è occupato proprio da questo punto di vista il Foglio di giovedì 15 gennaio della scorsa settimana. Perché? Perché la posizione di Wolf è significativa anche quella di come la pensano certe elite. Financial Times non a caso è stato il quotidiano che se ne è uscito con una censura dell'operato di Charlie Hebdo e non ha ripubblicato le vignette dicendo in sostanza, un po' come il Papa, quelli se la sono cercata sostanzialmente. Ebbene, Martin Wolf, 68 anni, scrittore, giornalista al Financial Times, Chief Economist Commentator, cioè il più importante dei commentatori economici del quotidiano britannico, del Financial Times, peraltro ebreo di discendenza austriaca e olandese, da giovane funzionario della Banca Mondiale, poi sostenitore delle idee liberiste e teorico della globalizzazione. Dopodiché ha riscoperto dopo il 2008, all'inizio della crisi finanziaria ed economica, una specie di revisione del pensiero keynesiano.
con un'apertura all'intervento pubblico in economia, ma insomma viene considerato uno dei commentatori più importanti di cose economiche al mondo, e in ogni caso è anch'esso lo specchio, il Financial Times e il suo commentatore economico principe sono anch'essi lo specchio di come la pensa una certa quota importante dell'elite, non più solo italiana in questo caso, ma europea, visto che siamo passati dal Sole 24 Ore al Financial Times. Ebbene, cosa ha scritto il capo dei commentatori economici del Financial Times dopo le stragi di Parigi? Martin Wolf è partito dalla lettura di un vecchio libro del 1951 scritto da Eric Hoffer, americano del Bronx, autodidatta, un libro che ha come titolo Il vero credente, pensieri sulla natura dei movimenti di massa. Quello di Hoffer era un saggio su nazismo e comunismo da un punto di vista laico e secolarizzato. Hoffer era un ateo che considerava però positiva l'influenza delle religioni e pensava che andassero tenute di conto le religioni come un fattore civile, pur essendo l'autore ateo. Ebbene, Martin Wolf, il capo degli economisti del Financial Times, recupera questo vecchio libro del 51, Il vero credente, pensieri sulla natura dei movimenti di massa di Eric Hoffer, per attualizzarlo alla luce delle stragi di Parigi. Wolf scrive che i fratelli Kouachi e Amédi Coulibaly, i 3 attentatori di Parigi, erano, come lo sono i militanti di Al-Qaeda, come lo sono i talebani, come lo sono i membri del califfato e di Boko Haram, in sostanza dei veri credenti, dunque dei fanatici, pronti a dare la morte e a morire per un ideale, per una causa, per una comunità di vocazione e di destino, pronti ad agire spinti dalla frustrazione provocata da un mondo che non ha la giusta forma, giusta secondo i loro ideali naturalmente. La religione radicalizzata, sostiene Wolf, ha preso il posto del comunismo, del nazismo e anche del secolarismo, cioè della secolarizzazione della società. L'attacco dei veri credenti di fede musulmana militante, e questo è il cuore del ragionamento di Wolf, firma numero 1 di cose economiche del Financial Times, e per questo ne prendiamo in considerazione, e lo ha preso in considerazione anche in un editoriale la settimana scorsa, giustamente il Foglio, perché rappresenta comunque il punto di vista di una quota rilevante delle elite, della classe dirigente europea. Ebbene, la tesi di fondo è che con questi qui c'è poco da fare. L'attacco dei veri credenti di fede musulmana, l'attacco di questi militanti fanatici, può essere controllato fino a un certo punto, ma non può essere respinto e non può essere neanche sconfitto con la violenza, con la guerra, come dimostrano, scrive Martin Wolf, il caso Iraq e il caso Afghanistan. La realtà, cioè dobbiamo semplicemente far passare il tempo, è stata la realtà che ha ucciso il nazismo e il comunismo, ma uccidere una religione come l'Islam è molto più difficile. Uccidere religioni in generale che promettono l'eternità è molto più complicato, sostiene sempre Wolf, il capo economista, il capo commentatore economico del Financial Times, perché è difficile fare deterrenza, contenere, limitare, combattere gente che è pronta a morire. E lo si è visto plasticamente nel video dello scontro a fuoco dalle parti di Charlie Hebdo, con una macchina nera, quella degli islamisti, dei fratelli Kouachi, che avanza sicura sparando, e un'auto bianca della polizia francese che fa la ritirata a marcia indietro. Una violenza incomparabilmente superiore era dunque dalla parte dei militanti islamici. Fatta questa analisi, e dopo aver sostenuto che c'è poco da fare, l'Occidente non può sconfiggere un fanatismo di questo genere, che cosa propone allora Wolf? La politica, in inglese, del cosiddetto containment, cioè cerchiamo di contenere il danno, quantomeno. La battaglia è nell'Islam e l'Occidente può darsi da fare, ma non può vincere, sostiene Wolf. La frustrazione va combattuta come? Con dosi massicce di riconoscimento multiculturale dell'eguaglianza tra diversi. La sicurezza assoluta è fuori dalla nostra portata, sostiene Wolf. Non dobbiamo irreggimentare le nostre società creando uno stato di massima sicurezza. Non dobbiamo, insomma, reagire troppo, overreact in inglese. Non dobbiamo avere una reazione sproporzionatamente superiore alla forza di chi ci aggredisce. Il XX secolo ha avuto nella democrazia la sua parte vittoriosa e prima o poi succederà di nuovo. Cioè la tesi di Wolf è: c'è poco da fare, questi sono destinati a vincere, noi possiamo
reagire in un solo modo cercando di contenere il danno e di dar vita a una società multiculturale che il più possibile sia armoniosa, un po' la tesi del Sole 24 Ore. Insomma, la nottata ha da passare, dice molto poco britannicamente il numero uno dei commentatori del Financial Times. Cosa si può replicare? È il problema che si pone il Foglio davanti a queste tesi. Cosa si può replicare a una posizione del genere? Si può replicare che la politica del contenimento, del containment, cioè limitare il danno davanti all'aggressione islamica, contenimento progressivamente legato all'equilibrio nucleare e all'obbligo di tecniche di coesistenza pacifica tra mondo libero e comunismo, la politica del containment nella vecchia epoca, nel Novecento, di fronte al pericolo comunista, non fu una lunga fase di aspettiamo che passi la nottata, come propone Wolf. La politica di contenimento nei confronti del blocco comunista fu una serie di azioni, controbatte il Foglio. Non è vero che dobbiamo semplicemente aspettare che passi la nottata, come dice anglo-partenopeamente il commentatore numero uno del Financial Times, perché anche nei confronti del pericolo comunista nel Novecento non è che si è state ad aspettare che passasse la nottata. C'è stata una costruzione, una guerra di Corea, c'è stata un'azione di costruzione della NATO, c'è stata l'epopea del Vietnam, peraltro sfortunata, e mille altre cose. Insomma, la politica dello stare con le mani in mano e cercare soltanto di costruire un dialogo, contenimento del danno e via dicendo, non esclude, anzi, al contrario, sostiene il Foglio, che si facciano delle cose concrete. Un mondo deciso a non causare una guerra frontale, ma anche determinato a impedirla, era questo l'essenza della politica del contenimento nei confronti del comunismo. Era questo il containment, scrive il Foglio. L'allargamento dell'influenza del comunismo sovietico nel mondo veniva fronteggiato con una serie di azioni concrete e in un certo senso, ricorda il Foglio, le guerre successive all'11 settembre del 2001 furono parte di una strategia di containment, cioè non è vero che bisogna far poco altro che cercare il dialogo, il multiculturalismo, eccetera. Anche le guerre successive all'attentato alle Torri Gemelle furono fatte in una logica di contenimento e furono poi interrotte, furono battute sul fronte americano da una posizione, quella di Obama, isolazionista, una posizione, quella di Obama, travestita da strategia del dialogo e fondata sull'idea che basti una politica di attacchi mirati con i droni, una sorta di polizia internazionale antiterrore per fermare l'avanzata islamista. Infine, la conferma dei principi sacri del multiculturalismo, la rinuncia a un'aspirazione alla sicurezza, la conferma dei nostri valori senza se e senza ma. Tutto questo, compresa la nottata che deve passare, è diventata la filosofia di Obama. Insomma, il Foglio dice benissimo, la posizione di Martin Wolf e di queste elite, diciamo così, è quella di aspettare la nottata da passare. In realtà qualcosa è stato fatto dopo il 2001, fino a che non è arrivato Obama che ha invertito la marcia, in nome proprio di questa filosofia del da passare la nottata, se non peggio, perché noi abbiamo letto in realtà il discorso che fece Obama all'Università del Cairo, al-Azhar, ed è curioso che il Presidente degli Stati Uniti, vi ricorderete in un'onda libera abbiamo mandato quel discorso di Obama, l'abbiamo anzi letto integralmente, era un discorso di apertura all'Islam, anzi l'Islam fa parte di noi, esattamente come ha detto Angela Merkel l'altro giorno, ma in maniera ancora più massiccia. Il Corano è un testo meraviglioso, l'Islam fa parte di noi, aveva detto Obama, l'esatto contrario di quello che è andato a dire, per paradosso, il presidente egiziano al-Sisi proprio nella stessa università, Al-Azhar del Cairo, una delle università più importanti del mondo islamico. Il presidente dell'Egitto va a fare un discorso del tutto opposto rispetto a quello che aveva fatto Obama, la cui strategia è simile a quella esposta dal commentatore principe di cose economiche del Financial Times, cioè cerchiamo di limitare il danno, ma non facendo azioni di guerra all'espansione islamica o all'espansione di quei movimenti che portano rivendicazioni territoriali, espansione, sangue, morte. No, facciamo una strategia di contenimento basata soltanto sul rafforzamento del modello multiculturale, che poi è la posizione non molto distante da quella del Sole 24 Ore, che addirittura dà per scontato che si arrivi a Eurabia.
Per Lidl, gambero rosso li ha assaggiati, li ha valutati e li ha abbinati. Strozzapreti 500 grammi a 99 centesimi. Crema di funghi, champignon e tartufo 190 grammi a 1,99 €. Lasciati consigliare dagli esperti. Lidl, anch'io. Mi chiamo Simone De Angelis e questa è la mia officina. Aiuto i miei clienti a ottenere le massime prestazioni dalle loro auto. Quando ho finito la messa a punto, consiglio di usare con regolarità Esso Supreme Diesel, perché contribuisce a pulire gli iniettori, migliorando ulteriormente le prestazioni del motore. Nuovo Esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Simone. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Ecco l'ultimo modello. Bello, eh? E le app, come le scarico? Qui c'è Spotify. E Glimpse, ce l'ha Glimpse? Certo, anche l'attivazione vocale. Oh, finalmente! È proprio quello che volevo. La vuole coi cerchi in lega o senza? Usa la tua Fiesta come uno smartphone e sei sempre connesso alle tue app. Con Sync with Uplink puoi usare le tue app mentre guidi. Ford Fiesta 5 porte al prezzo della 3 porte a 9.950 € e in più anticipo 0, TAN 3,95, TAG 5,99. A gennaio sempre aperti, anche la domenica. Tutta la scelta del mondo e adesso anche il tasso zero. Cosa vuoi di più? Passa da MediaWorld dal 15 al 28 gennaio e approfitta del tasso zero in 10 rate. Informazioni in negozio, messaggio pubblicitario, TAN e TAG 0%, salvo approvazione Findomestic.
forse intuito, siamo trasferiti a Firenze sulla scorta di questo vecchio brano 1940 di Odoardo Spadaro, intitolato appunto Firenze, città di grandi ingegni, dove si canta questa splendida canzone. La canzone, per la verità, è sempre quella, perché il brano fiorentino ci serve per introdurci alla seconda parte della trasmissione. La scorsa settimana si era parlato, appunto, ne abbiamo solo accennato in rassegna stampa, di una questione che riguarda la famiglia Renzi al gran completo, praticamente. Una questione di famiglia che è stata raccontata dal Fatto Quotidiano e poi ampliata in parte da Libero con un'aggiunta interessante che poi vedremo. Intanto però cerchiamo di capirne qualcosa, perché è naturale che la vicenda sia stata sopraffatta dagli altri fatti più importanti dei quali ci siamo occupati la settimana scorsa. È una vicenduola, se vogliamo, però a suo modo indicativa, perché sarà pur città di grandi ingegni Firenze, ma conferma l'ingegnosità tipica di molti italiani nell'uso anche del quattrino pubblico, perché è vero che la storia nasce a Firenze, in parte si trasferisce a Genova, ma poi subentra a Roma, cioè Pantalone, il contribuente. Era il titolo del Fatto Quotidiano di giovedì scorso, 8 gennaio, lo Stato paga i debiti di papà Renzi. Vedremo poi il perché in realtà più che il papà qui c'è di mezzo tutta la famiglia del Presidente del Consiglio. A saldare i debiti del papà ci pensa il governo del figlio. Debiti, tra l'altro, concessi da una banca guidata da un fedelissimo del figlio Premier, che era già in società col fratello del cognato, a sua volta socio in un'altra azienda di famiglia riconducibile alla madre del Presidente del Consiglio. Cose che sono capitate in casa Renzi. Vediamo di fare ordine. Tutto ruota intorno a una società, la CIL Post, che è la società di Tiziano Renzi, il papà del Premier, società che viene dichiarata fallita nel marzo del 2013. Su questa società la Procura di Genova ha aperto un fascicolo e ha iscritto nel registro degli indagati il papà del Premier con l'accusa di bancarotta fraudolenta a Genova, perché a Genova è stata portata poi la parte malata della società, quella piena di debiti. La parte sana è stata venduta alla moglie e alle figlie, come vedremo. In ogni caso la Procura di Genova apre un fascicolo per bancarotta fraudolenta. Indagato il papà del Premier, Tiziano Renzi. Secondo i magistrati genovesi, Tiziano Renzi avrebbe infatti venduto la parte sana dell'azienda a un'altra società, la società E26, che è intestata a sua moglie, Laura Boboli, la mamma del Premier, società che all'epoca dei fatti aveva tra i propri soci anche Alessandro Conticini, che è il fratello di Andrea, che a sua volta è il marito di Matilde Renzi, la sorella del Premier, socia anch'ella nella società E26, cioè la società della madre di Renzi che incassa la parte sana della società del papà di Renzi. Alla società CIL Post, dopo questa vendita alla società della madre, il papà del Premier Tiziano fa restare, li confina nella società scorporata la parte sana venduta alla moglie. In pratica alla società originaria, la CIL Post, rimangono soltanto i debiti, 2 milioni di euro. Tra i debiti c'è un mutuo da 496.000 e rotti euro stipulato nel luglio del 2009 con una banca, il Credito Cooperativo di Pontassieve. La cifra del mutuo è abbastanza cospicua. Il mutuo viene concesso come mutuo chirografario, vale a dire senza ipoteche, basato solo sulla garanzia. La banca è guidata, la banca che concede il mutuo, da chi è guidata? La banca che fa un mutuo di $500.000 di euro al papà di Renzi, la banca è guidata da Matteo Spanò, grande amico e sostenitore del figlio di Tiziano Renzi, cioè del Premier. Nel 2005 questo Spanò era stato nominato direttore generale della Florence Multimedia, cioè una società della provincia di Firenze che era stata creata dal neoeletto presidente della provincia Renzi per la comunicazione. Una società che poi è finita anche nel mirino della Corte dei Conti, che inizialmente ha ipotizzato un danno erariale di 10 milioni di euro. Non solo, questo Spanò, che dapprima viene nominato da Renzi direttore della neonata società della provincia di Firenze Florence Multimedia e poi diventa numero 1 della banca Credito Cooperativo di Pontassieve, che poi darà $500.000 di euro di mutuo chirografario, cioè senza ipoteche ma basato sulla garanzia, al papà di Renzi. Questo Spanò era anche socio
di Conticini, cioè il fratello di Andrea, il marito di Matilde Renzi, il cognato del premier, in un'altra società, la società Dot Media, una società che anch'essa ha ricevuto appalti diretti dal comune di Firenze, stavolta negli anni in cui Renzi è stato sindaco. La Dot Media ha ricevuto anche appalti da altre controllate del comune di Firenze, come Firenze Parcheggi, guidata dal fedelissimo di Renzi, Marco Carrai. La società Dot Media è anche la stessa società che oggi, fra l'altro, cura la campagna elettorale dell'eurodeputata dimessasi del PD Alessandra Moretti, candidata alla presidenza della Regione Veneto. Diventato presidente della banca del credito cooperativo di Pontassieve, Matteo Spanò elargisce il prestito alla società Chill Post di Tiziano Renzi, il papà del premier. Il papà del premier, per ottenerlo, dà una copertura a garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese attraverso la Fidi Toscana SPA. E qui passiamo dalla provincia prima al comune alla regione toscana. Cosa succede? Succede in pratica che il papà di Renzi, Tiziano, per garantire il prestito fattogli dalla banca, il credito cooperativo di Pontassieve, guidata da questo Spanò che ha avuto a che fare con la provincia di Firenze quando governava Renzi, perché è stato nominato direttore generale della società provinciale Florence Multimedia. Poi era anche nel CDA della Dot Media, società che a sua volta ha ricevuto appalti dal comune di Firenze quando Renzi era sindaco, e da altre controllate, per esempio la Firenze Parcheggi di Marco Carrai, altro fedelissimo di Renzi. Ebbene, questo Spanò elargisce il mutuo chirografario al papà di Renzi in cambio di che cosa? In cambio di una copertura che viene data dalla Regione Toscana attraverso la sua finanziaria Fidi Toscana SPA, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fondo di garanzia dato appunto da Fidi Toscana, che è una società regionale nella regione guidata da Enrico Rossi, ma la società Fidi Toscana è partecipata anche da Provincia e Comune di Firenze, oltre che dalla Cassa di Risparmio di Firenze, nel cui consiglio di amministrazione siede il solito Marco Carrai, cioè l'uomo che abbiamo nominato prima tra i più stretti collaboratori da sempre di Renzi. La società Fidi Toscana, della regione Toscana, delibera la copertura dell'80% del mutuo concesso al papà di Renzi da parte del credito cooperativo guidato dall'amico Spanò. Quindi è una società della regione che dà una garanzia, delibera una copertura dell'80% del mutuo dato al papà di Renzi. Il 13 agosto del 2009 la banca, il credito cooperativo di Pontassieve, versa materialmente i soldi alla società Chill Post del papà di Renzi. I ratei vengono pagati, le rate del mutuo vengono pagate regolarmente per 2 anni, dopodiché la società, che nel frattempo è stata svuotata della parte sana e poi ceduta ad altri titolari, anche loro indagati, non rispetta più le rate del mutuo, non versa più e dichiara fallimento. Arriviamo così nell'estate del 2013, quando la banca che ha dato il mutuo al papà di Renzi, il credito cooperativo di Pontassieve, si rivolge alla società della regione che ha prestato la garanzia, cioè la Fidi Toscana SPA della regione Toscana, e ottiene il versamento di 263.114 euro, l'80% del debito complessivo. La vicenda potrebbe chiudersi qui e invece il 18 giugno dell'anno scorso è il Ministero dell'Economia che delibera di rifondare, cioè di dare alla Fidi Toscana SPA, alla società regionale, la somma di 236.000 euro. La somma viene liquidata il 30 ottobre del 2014 attraverso il Fondo Centrale di Garanzia, in maniera tale che il debito, originariamente contratto, il mutuo, dal papà di Renzi, è stato alla fine coperto dallo Stato, dal Ministero dell'Economia, che ha rifuso i soldi alla Regione Toscana, o meglio, alla sua società, la Fidi Toscana, che aveva dato la garanzia al 40% sul mutuo stipulato dal papà di Renzi. Peraltro poi, come vedremo, anche con un ulteriore problema. Il problema è che il mutuo è stato dato, coperto anzi dalla società regionale, in quanto la impresa risultava impresa di imprenditoria femminile. E lì, città di ingegni Firenze, c'è stata un'altra alzata di ingegno per avere la copertura all'80% che la società della regione Toscana, la Fidi Toscana, poteva dare a quel livello lì, l'80%, soltanto a imprese femminili. Però il papà di Renzi è un uomo, non è una donna. In famiglia però ci sono una mamma e 2 sorelle femmine e quindi lì
scatterà l'altra alzata di ingegno che poi vedremo. La perdita sull'operazione è stata di 26.000 euro per noi, ha dichiarato Gabriella Gori, che è alla guida della Fidi Toscana, la società che ha dato garanzia al mutuo contratto da Renzi Senior, da circa 10 giorni. Gabriella Gori è la nuova numero 1 della Fidi Toscana. Si è insediata il 29 dicembre a seguito delle dimissioni di Leonardo Zamparella, costretto a lasciare l'incarico perché condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi per concorso in bancarotta come vice direttore vicario di Montepaschi, settore leasing and factoring. Nel contempo era anche numero 1 della Fidi Toscana, la società della regione Toscana. Si è dovuto dimettere, ed è arrivata la nuova responsabile, Gabriella Gori, si è dovuto dimettere Zamparella perché è condannato per bancarotta. È lo stesso reato per cui è indagato il papà di Renzi. Il cambio alla guida della società Fidi Toscana è stato determinante per avere accesso alle informazioni sulla Chill Post, la società del papà di Renzi, dopo una serie di richieste che sono state formulate dal consigliere regionale Giovanni Donzelli, candidato presidente della Toscana per Fratelli d'Italia. Le risposte sono arrivate in parte il 30 dicembre. La nuova presidente della società Fidi Toscana, Gabriella Gori, ha scritto un documento in cui riassume l'intera vicenda, con la specifica dei versamenti da parte del Ministero del Tesoro. Tutto secondo protocollo, nulla di illecito, chiarisce Fidi Toscana. Donzelli, il consigliere che ha sollevato in Regione Toscana la questione, insieme ad altri 2 consiglieri di minoranza, ha presentato un'interrogazione al governatore Rossi per chiedere spiegazioni. Ci appare a dir poco indecente, ha argomentato il consigliere regionale toscano di Fratelli d'Italia, che i debiti creati dall'azienda di famiglia del Premier siano stati pagati con soldi pubblici concessi in un momento in cui la crisi porta un imprenditore al suicidio ogni 5 giorni e in un paese, l'Italia, in cui l'accesso al credito è una delle maggiori difficoltà, insieme alla pressione fiscale per le aziende. Dal presidente Rossi vorremmo sapere, dicevano i consiglieri in questione, perché la gestione dei fondi è stata affidata a Fidi Toscana SPA senza alcuna gara, se e come ha valutato la domanda presentata dalla società CIL di Tiziano Renzi, se la garanzia non deve essere revocata in caso di modifiche aziendali che trasformano radicalmente la società, come è avvenuto alla società CIL di Tiziano Renzi, e infine se reputa corretto e etico il comportamento della famiglia Renzi. Secondo il consigliere Donzelli, infatti, non dovrebbe essere una prerogativa della Regione pagare tramite Fidi i debiti dell'azienda di famiglia del Presidente del Consiglio e segretario del partito di maggioranza, men che meno dovrebbe essere una prerogativa dello Stato. La questione di famiglia poi è stata ulteriormente specificata nel corso dei giorni della scorsa settimana. Non soltanto il padre di Renzi, Tiziano, ma anche la madre, Laura Bovoli, e le sorelle del Premier, Benedetta e Matilde Renzi, hanno partecipato alla richiesta di garanzia che alla fine poi ha portato il Ministero del Tesoro, del governo guidato da Matteo Renzi, tutto in famiglia, a pagare un mutuo insoluto della società Chill Post di Tiziano Renzi, nel frattempo fallita. La questione si fa femminile, adesso capiamo il perché. Perché grazie al coinvolgimento delle donne di casa Renzi la copertura è stata superiore al 20%, cioè di regola la società Fidi Toscana SPA della regione Toscana copre fino al 20% di mutui di questo tipo, ma se la società è femminile, imprenditoria femminile, la copertura arriva all'80% e qui entrano in scena le donne di famiglia Renzi. Incrociando inoltre la documentazione della Regione relativa alla garanzia fornita dalla società regionale sul mutuo di Tiziano Renzi con gli atti della Procura di Genova, si scopre che madre e sorelle del Premier hanno lasciato la società Chill Post per entrare in un'altra società, la E26, e con questa società ricevere la parte sana della loro ex società. La parte malata con tutti i debiti è stata poi trasferita a Genova. Ma andiamo di nuovo con ordine. Lo Stato, nell'ottobre del 2014, come abbiamo detto, versa 236.000 euro dal Fondo Centrale di Garanzia, Ministero del Tesoro, Pantalone, tutti noi, a Fidi Toscana, finanziaria controllata dalla Regione,
creata nel febbraio 2009 per aiutare le aziende. La società di casa Renzi aveva presentato domanda per farsi coprire il mutuo dalla Fidi Toscana come piccola e media impresa femminile. Essendo femminile aveva diritto alla copertura dell'80% del mutuo, se no gli coprivano soltanto il 20%. Questa è la furbata ulteriore, l'alzata d'ingegno, diciamo, per dirla con la canzoncina di prima. Dunque, come piccola e media impresa femminile, la società ottiene la copertura dell'80% del mutuo stipulato con il Credito Cooperativo di Pontassieve, guidato da un altro del giro di famiglia, Matteo Spanò. Il regolamento per accedere alla garanzia dell'80% del mutuo specifica infatti che il beneficio è rilasciato per un importo massimo garantito che è elevabile all'80% in caso di prestiti a piccole e medie imprese femminili. Così nel marzo del 2009 la società Chill Post vede 3 soci, tutte donne, Laura Bovoli, la mamma del premier, e Matilde e Benedetta Renzi, cioè le sorelle. A loro aveva ceduto le proprie quote il papà, Tiziano Renzi. La società Fidi Toscana, società della regione Toscana, accoglie dunque la richiesta, essendo una piccola impresa femminile, e copre l'80% del finanziamento, comunicandolo alla banca. Il 22 luglio del 2009 la banca delibera il mutuo e appena una settimana dopo, il 29 luglio, le 3 donne rivendono tutte le loro quote a Tiziano Renzi, che torna a essere proprietario della società, cioè la piccola e media impresa della famiglia Renzi è rimasta femminile per il tempo necessario ad avere la copertura fino all'80% del mutuo. Dopodiché è tornata maschile, cioè è tornata nelle mani del papà, Tiziano. Una variazione dell'assetto societario che il papà Tiziano avrebbe dovuto comunicare alla società Fidi Toscana. E non è che doveva comunicarlo solo per bon ton, per educazione, lo doveva comunicare in base alla legge, anzi al regolamento, sottoscritto dalla stessa società di Renzi, la CIL, che è parte integrante del decreto della regione che regola la materia. Cioè, in pratica, io ti do la copertura del mutuo fino all'80%, lo elevo se nel caso di piccola e media impresa femminile. Però se poi tu mi modifichi l'assetto della società, me lo devi comunicare. Lo impone il regolamento della stessa società che dà la garanzia, perché sennò sarebbero legittimate le alzate d'ingegno, per così dire, le furbate, teoricamente, possiamo chiamarle così. In ogni caso succede questo, che all'inizio questa società è femminile per avere la garanzia fino all'80% sul mutuo da parte di una società regionale che poi a sua volta verrà coperta dal Ministero dell'Economia, come abbiamo visto, no? Quindi alla fine paga pantaloni. Però se tu, dopo aver ricevuto la garanzia, la copertura fino all'80% del tuo debito da parte della società pubblica regionale, vari l'assetto della tua società, la cambi l'assetto societario, me lo devi comunicare, perché io posso anche revocare la copertura del mutuo. La società gode di ottima salute, farà sicuramente di fronte al mutuo. Di fatto viene pagato il mutuo fino al novembre del 2011, quando si registra la prima rata insoluta. Nel frattempo la società ha subito un'altra rivoluzione. L'8 ottobre del 2010 la società di Renzi Senior cede quella che i magistrati di Genova indicano come la parte sana della società alla CIL Promozioni SRL, che poi cambierà nome in Eventi 6, società che risulta di proprietà di Laura Bovoli, Benedetta e Matilde Renzi, cioè della mamma del premier e delle 2 sorelle, esattamente come lo era la CIL Post all'inizio. Dunque viene venduta la parte sana della CIL Post alle 3 donne di famiglia. Le auto, i contratti in essere, anche il TFR, la liquidazione di Matteo Renzi, che era dipendente della CIL Post, anzi prima era Cococò, poi è diventato dirigente. Anche lì c'è stata un'alzata di ingegno fiorentina, cioè quando era stato certo che lui era il candidato alla presidenza della provincia, è passato immediatamente da Cococò a dirigente, in maniera tale che di lì a qualche mese, eletto presidente sicuro, perché era sicuro che sarebbe stato eletto lui, il contributo che Pantalone ha pagato in termini di TFR, di contributi previdenziali eccetera, è salito, è diventato quello del dirigente. Una bella cifretta anche lì. In ogni caso, tornando a questa società, tutto passa dunque nella società bidone, i debiti, le auto, i debiti, i contratti, il TFR di Renzi, 2 milioni di euro che vengono ceduti, pensate un po', dietro un corrispettivo di 3.878 euro.
Dopo 6 giorni, il 14 ottobre 2010, Tiziano Renzi trasferisce la sede legale della società da Firenze a Genova, cambia lo statuto sociale, cede il ruolo di amministratore e vende la società Cilpost con 2 milioni di debiti lasciati lì. La parte sana l'ha venduta alle donne di famiglia, la parte con 2 milioni di debiti la vende a un tizio, un genovese, che si presta per la bisogna e dice ok, me la compro io. Si chiama Gianfranco Massone questo tizio. Tutte queste variazioni devono essere comunicate alla famosa società regionale che ha dato la garanzia fino all'80% sul debito contratto da papà Renzi attraverso le donne di famiglia con quel giro che abbiamo detto prima. Se tu vari la società, il assetto societario, lo devi comunicare alla società che ha prestato la garanzia fino all'80%. Ebbene, tutte queste variazioni societarie, spero che si sia capito perché sono anche abbastanza, complicate, però tutte queste variazioni di società, prima le femmine di famiglia, poi ritorna il papà, poi scorporo la parte sana e la do alle femmine di famiglia, mentre la parte malata la vendo a un tizio che chissà perché fiuta un affare prendendo una società di 2 milioni di debito. Strana anche sta storia. Comunque, ad ogni modo, tutte queste variazioni della società io le devo comunicare, perché all'inizio la società della Regione Toscana ha garantito l'80% del debito che io ho fatto con questa società, che poi è stata ritrasferita tra le donne di famiglia, è stata venduta, scorporata, la parte sana la tengo in famiglia, la parte malata la vendo a questo tizio, che chissà perché fiuta l'affare, questo Gianfranco Massone, un cognome, un programma, il quale appunto acquista una società con 2 milioni di debito. Tutte queste variazioni, vendite, scorpori e compagnia bella, io li devo comunicare alla società che mi ha garantito l'80% del debito, che è pubblica, della Regione Toscana, Fidi Toscana. E però il papà di Renzi queste variazioni non le comunica e doveva farlo non per eleganza, diciamo così, o per lungimiranza sua, doveva farlo per legge, per regolamento, perché il contratto che lui ha firmato con la società della Regione Toscana, che gli ha imposto, che gli ha coperto l'80% del debito, imponeva anche di comunicare tutte le variazioni societarie, cioè se tu modifichi mi devi comunicare, e l'ha scritto nel contratto, ma Renzi, papà, non lo fa, non comunica un bel nulla. L'articolo 19 del regolamento invece imponeva, regolamento firmato nel momento in cui Renzi, padre, si fa coprire il mutuo all'80% dalla società. Anzi, in quel caso sono le femmine di famiglia che se lo fanno coprire il mutuo perché imprenditrici femminili. In ogni caso l'articolo del regolamento che copre il mutuo impone ai soggetti finanziatori di comunicare informazioni sull'assetto proprietario, sulle garanzie prestate a favore del finanziatore, sulla titolarità del credito a seguito di cessioni. Insomma, tutti quei giri di società non vengono comunicati, dovevano essere comunicati. Nonostante il fallimento della società e la omissione delle comunicazioni, la società regionale Fidi Toscana onora il proprio impegno e riceve la controgaranzia da parte del Tesoro. La vicenda, appunto, come dicevamo, è arrivata poi in aula del Consiglio regionale e domani finiamo di raccontarla, perché adesso siamo arrivati proprio alla fine, perché c'è stata anche la risposta del governatore della Toscana Rossi, ma anche una dichiarazione assai pesante del presidente della finanziaria Fidi Toscana, Silvano Simone Bettini, che è anche il capo degli industriali fiorentini, che ha detto sì, questa roba qua adesso la verifichiamo. Però sapeste voi quanti buchi abbiamo coperto per il maggio fiorentino? Fino a 8 milioni di euro. Nella vicenda di famiglia Renzi stiamo parlando di una cifra che sostanzialmente si aggira sul $500,000 di euro. Sapeste quanti ne ho coperti io? E ne ha coperti anzi la regione toscana in relazione al maggio fiorentino. Ma domani concludiamo il discorso, per raggiunti i limiti di tempo, sono le 12, ci dobbiamo salutare. All'insegna appunto delle bellezze di Firenze, ma soprattutto di Roma e di Pantalone, perché alla fine è Pantalone la vera divinità, il nume tutelare della Repubblica Italiana. Se non ci fossimo noi tanti pantaloni, qua la baracca non starebbe tanto in piedi e non ci sarebbero neanche le alzate di ingegno fiorentine o mene che siano. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TG, che con soli €3,50 ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Vario.